questo festival nasce con una cosa che in inglese si chiama claim, un sottotitolo che è importante, che era La poesia sarda incontra il mondo. L'idea era di mettere a frutto un immenso patrimonio culturale che noi abbiamo e di buttarlo nella mischia, di vedere cosa succede se finalmente si creano le opportunità affinché la nostra cultura sia all'interno di un contesto che non è solo quello dove io e Giovanni, io e Mario, io e qualcun altro parliamo delle cose nostre, ma dove noi possiamo essere veramente in grado di rapportarci alla grande cultura mondiale di cui facciamo parte. Non siamo al di fuori di questo. Scusate, stiamo in piedi perché né io né lui riusciamo a stare seduti. E noi scavortamos o problema, non si davvero sono resi zio. Quindi questo diciamo un po'. E poi capita che questi giorni c'è il terremoto e quindi io ho pensato una cosa, un po' andando ad attingere alle cose che ho studiato fino alla nausea, visto che ci ho fatto la tesi di laurea. C'è un filosofo tedesco della scuola di Francoforte che si chiama Theodor Wiesengrund Adorno che disse che dopo Auschwitz non sarebbe stato più possibile scrivere poesie e sarebbe stata una barbarie anche solo pensare di scrivere poesia con coscienza. E l'ho pensato, a parte per il terremoto, perché nella vastissima produzione di Giovanni, vastissima, premiata in italiano, in sardo, c'è tantissima poesia civile, c'è un continuo interrogarsi su perché scrivere poesie, se ha senso scrivere poesie, di che cosa dobbiamo parlare, perché dobbiamo parlarne, chi siamo, dove viviamo, con chi a chi vogliamo rivolgerci. Alcune poesie che abbiamo scelto su Dubies Anima, Eminare un poeta e altre girano intorno a questo tema, cioè al nostro ruolo, al perché scriviamo poesie, perché voi oggi siete qui a sentirle, perché lui è qui oggi a leggerle. Cioè cos'è che fa incontrare le persone intorno a dei versi, a delle idee, a dei concetti sintetizzati così tanto da avere una potenza enorme senza aver bisogno di scrivere 400 pagine. Questo è un po' il punto di partenza. Per cui prima di dare la parola a commento, mi piacerebbe che Giovanni leggesse Eminare un poeta. Lui la legge in sardo, io vi leggo la traduzione in italiano perché sennò Roberto Magnani mi picchia. Intanto un caro saluto, un saluto dai coro, sardo a tutti e ovviamente a tutti gli amici ospiti che vengono da oltremare. È un piacere trovarmi qui oggi, soprattutto perché parliamo di poesia, perché parliamo di questa creatura invisibile ma sempre presente nel nostro animo e in tutte le situazioni in cui noi ci dibattiamo tutti i giorni. Malasa e bonasa, in sarguerras, nei momenti di gioia. Questa creatura, per ricollegare ad Auschwitz, sì, il filosofo sicuramente aveva ragione. Quando si è scoperto l'inferno di Auschwitz, uno può pensare, ma che senso ha? Se uno può immaginare in quel momento alla poesia. La poesia la vede assente, la poesia la vede inutile, come lo dice anche Neruda, che è un frutto inutile ma assolutamente innocuo. Però la poesia è quella creatura delicata, diciamo, umile, che si tiene sempre in disparte nei momenti in cui deve tenersi in disparte, ma è sempre vigile, perché Auschwitz è stato, ringraziando Dio, è passato e speriamo che non ritorni più. La poesia non poteva scomparire, la poesia era presente anche se nascosta, si teneva e si tiene comunque sempre lei
nel suo angolo umile e ben raccolto. È venuta fuori perché la poesia è nella vita, e la poesia è nelle cose, nel dolore e nella gioia, e per cui non poteva la poesia, non può la poesia morire, quindi la poesia è importante, perché lo dicono in tanti, perché c'è ad esempio questa massima di Roberto Gervaso. Scusate, io prendo appunti perché la mia memoria non sempre mi accompagna. Se il dolore fosse eterno non sarebbe più tale, quindi anche Auschwitz, pur ricordandolo tutti gli anni, si fa bene che i giovani ricordino, almeno nei ricordi appunto, questo inferno che è stato, però il dolore si è affievolito, almeno se non scomparso, per cui la vita continua, e così noi continuiamo con la poesia. Questo per rispondere ad Auschwitz. Poi se vogliamo per il momento dare lettura a questa poesia, andiamo avanti. Un rammarico, oggi io sono abituato, perché 40 anni che lavoriamo con gli amici per la nostra lingua, per la nostra cultura salimbasarda. Ho scritto per 40 anni, 40 anni nel mio nuorese, in sardo, l'ultimo l'ho scritto nella lingua unificata, codificata, perché è giusto che noi dobbiamo avere una lingua codificata, perché i dialetti sono tanti. Pur essendo innamorato del mio nuorese, che tutti gli studiosi ritengono sia la lingua più adatta magari per farne una lingua unificata, per fare la lingua sarda unica, però ovviamente bisogna tener conto di tutte le varianti, e gli studiosi hanno tenuto, almeno adesso in parte, conto di queste varianti per quanto riguarda la lingua comune cosiddetta codificata, che stiamo cercando di portare avanti. E poi oggi mi ritrovo qui che devo parlare in italiano, io non lo so neanche parlare italiano, quindi facciamo anche il carcazico per il sardo, di Nugoreso, del Campedani del Zuccherimus, però per rispetto appunto agli amici ospiti dobbiamo farci capire, sperando che poi loro portino a casa loro un po' della nostra lingua, della nostra cultura linguistica, voglio dire, a casa loro, perché questa credo lo spirito, sicuramente non credo, è lo spirito anche di Capodanni Esos Poeta, di questo festival che si tiene qui proprio con valentia, dico io, tutti gli anni. Bene, passiamo, io vi leggo questa poesia che ha citato Tore, Eminare un poeta, poesia che è stata inserita in continente, certo, non entriamo nei meriti dei primi e così. Ses poeta de terras muricadas, de mimular de ventos, de mudezas forzadas e a tittidos surdos que morini in cuscencias predosas, mananao. Fizo esa solidade, frade iso pattimento, allattao da tataia caristia, e te queres que cante. Cantones de hienas magiarias, o indorao risitos, y labras de mudezas sufrías, de mamas, o crisicas. Poeta e chisinar fritas, cantos anima verta e custos amben, pisichio ma non vinto, chi bragheri in sarvenar mi curret. Desardies carino su coro a tocchedo, in sa misera ruche fittiana, che pagliazzo in campo dei spicas, che in socru a su cras ispalatao. Ses cantadore de terras airbenadas dai ambisugas, che in su pilo in coro mananao. Ma sosa bocheruia, socru esa pazienza ed esa braga, de questa dea mama, isconsacrada dall'attare soffizos da esino. Asto la nuda e sole, aleno e dolore e spera, respiro su respiro tuo, suo, su respiro, pilisao e su mundo, arregrao, in su cervello vritto e un computer. E minare un poeta. Ma dego, preda bezza in urache, cane antico capeta tassaluna, sopra gheri,
da essere su chi sono. Mi chiedo già scusa per la lettura, ci provo in italiano. E mi chiamano poeta. Sei poeta di terre tormentate, di cantilene di vento, di silenzi omertosi e sorde trenodie, che si infrangono in coscienze pietrose, m'hanno detto. Figlio della solitudine, fratello della sofferenza, nutrito dalla balia carestia, cosa dovrei cantare? Canzoni di ricchezze riflesse o indorati sorrisi in labbra di sofferti silenzi, di madri dagli occhi avvizziti. Poeta di ceneri spente, canto l'anima ferita di questo sangue, vessato ma non vinto, che fiero nelle vene mi scorre, e dei giorni accarezzo il cuore che palpita sulla misera croce quotidiana, come fantoccio in un campo di spighe, con lo sguardo al futuro rivolto. Sei cantore di terre svenate, da sanguisughe con pelo nel cuore, m'hanno detto, ma sono la voce viva, l'occhio della pazienza e dell'orgoglio di questa Dea Madre sconsacrata, dal nutrire dal seno i propri figli. Nudo frammento di sole, afflato di dolore e speranza, respiro il suo respiro, il respiro affannato del mondo, prigioniero, nella mente fredda di un computer. E mi chiamano poeta, ma io, vecchia pietra di nuraghe, cane antico che abbaia alla luna, sono fiero di essere ciò che sono. Questa poesia che abbiamo scelto per prima dà un po' il senso di tutto questo, cioè la domanda sul cosa cantare, perché cantarlo, avere davanti un mondo che va un po' racchiuso nei versi e soprattutto c'è questo orgoglio dell'essere ciò che si è. Tutta la produzione poetica di Giovanni ha questo. La cosa che mi ha più colpito, poi magari ne parliamo di questa cosa, è che ci sono delle parole ricorrenti che se sei sardo e se vivi in Sardegna non puoi escludere dalla tua esistenza. La più ricorrente secondo me è ventu, cioè il vento, che è una costante. La notte, il giorno, piega gli alberi, è la sonorità, è l'aria fresca, il cambiamento, è tutto. È tutto. Ciò che fa paura è ciò che invece porta la gioia, la novità. La cosa che quindi vorrei affrontare adesso con te, Giovanni, è la questione de sos temas. I temi affrontati da Giovanni nei suoi libri sono diversi. Ci sono tante poesie di circostanza, di occasione, fatte per celebrare un avvenimento, per raccontare ciò che accade anche nella vita quotidiana, una vendemmia, e lì siamo molto vicini alla nostra tradizione, a quello che rappresenta la poesia sarda, che è una poesia molto descrittiva, molto vicina al reale. Dall'altra i temi sociali molto presenti, anche sul modo d'essere dei sardi, con tanta autocritica. Quindi la cosa che ti vorrei chiedere adesso è appunto questo: come nasce il tema, come si sviluppa il tema, che mondo vedi nel momento in cui ti metti a scrivere, perché in 40 anni hai visto molto. Cos'è che ti viene più a cuore? Qual è il primo elemento che ti dà la scintilla? Questo è difficile, anche facile forse dire, perché un poeta, ma chiunque, basta che si giri intorno all'ambiente in cui vive, trova sempre lo spunto, sia per quanto riguarda lo sguardo rivolto alla natura, alle cose che ci circondano, alle bellezze, al suo vento, al suo sole, appunto, le pietre di cui noi siamo da tempi antichi, fautori si può narrare con i nuraghi, eccetera. Tutto ciò appunto che ci circonda
è uno spunto, potrebbe essere uno spunto per quanto riguarda la poesia, in più appunto i fatti sociali, le cose che succedono quotidianamente, quotidiano, cada dia di dolore e anche di gioia. Ecco, io adesso faccio anche una premessa, perché la poesia sarda, la poesia nostra, parte da lontano, perché non era come, non aveva raggiunto i livelli che ha raggiunto oggi per quanto riguarda il senso vero, poesia, era cantone, si diceva, scantonese. E si cantava così nelle bettole, nelle feste campestri, che sono la vendemmia, la mietitura, eccetera. E si improvvisava, poi qualcuno poteva scrivere, ma non erano neanche padroni della parlata, della lingua per quanto riguardava la scrittura. E piano piano si è evoluta, fino al 1896 che Siucuvedo, il grande poeta e improvvisatore, portò la poesia sarda, la rese ufficiale, la gara poetica in palco. Da allora nacque, il 15, se non erro, settembre, se non vado errato, il 15 settembre di 1896 si tenne la prima gara poetica a Ozieri, Piazza del Cantaredo. Ecco, e da lì è iniziato. Poi nacque il premio Ozieri, che è partito con la rima, e poi pian piano si è evoluto perché si partecipava con poesia scritta in rima o senza rima, e di questi sono i due metodi che ancora sono molto in voga, anche se la rima purtroppo sta perdendo consistenza perché manca la scuola, mancano le bettole dove si riunivano, mancano gli incontri. Sì, le bettole nel senso però di come le intendiamo. Roberto, siamo come le intendiamo appunto nella poesia, dove si teneva appunto questa scuola. Poi è venuto Predumura, il grande poeta, nuorese d'adozione ma di Isili, nativo di Isili, viveva a Nuoro e ha partecipato a Ozieri direttamente con una poesia allora, 56-57 in quegli anni, poesia senza rima, poesia moderna. E lui il primo che ha cercato di scomporre l'ottava e di cercare di dare un alone di modernità, di universalità alla poesia sarda. E infatti vinse, tutti gli anni vinceva, alla fine l'hanno preso e l'hanno messo nella giuria perché altrimenti avrebbe vinto sempre lui. Ma non è uno scherzo, davvero. Io nell'81 ebbi la fortuna, stavo uscendo come poeta, magari mi dilettavo come tanti da molto, però un po' si rimane sempre sul chi vive, e ebbi il premio Ozieri con la poesia Su dubbias anima nell'81, seguendo un po' le orme, non per quanto riguarda la poesia, ma lo stile nel senso che bisognava anche uscire da questa gabbia della metrica, pur rispettandola nella sua musicalità, e andare sulla libertà dei versi, tenendo fede ovviamente alla sostanza, alla musicalità e alla poesia. E questo era il cammino. Poi per quanto riguarda gli argomenti, ecco, Rubiesana è così, insomma, osservando, come tu hai detto, la spreda, la Juvento, gli alberi. Io sono di Nuoro, per chi non lo sapesse, poi al Monte Ortobene, per noi è il monte sacro e caro, grazie a Leda, ma a noi tutti nuoresi. Ho anche una casetta dove mi rifugio e lì insomma mi dà modo di meditare, di scrivere anche. Quindi a contatto con la natura ti vengono ovviamente, come tutti i poeti sanno, delle domande alle quali però noi ce le facciamo e le porgiamo anche agli altri, ma non riusciamo mai a dare una risposta esauriente. E allora nacque questo il Su dubbias anima. Cosa sono io? Perché sento questo formicolio dentro che poi viene chiamato poesia? Cos'è la mia esistenza? Dove vado? Chi c'è lassù? Insomma, questo è stato lo spunto che mi ha messo nelle labbra appunto le parole per Su dubbias anima, che poi venne apprezzata e vinse il premio di Ozieri, che allora
e tuttora il Nobel sardo appunto per la poesia. Quindi questi sono, credo che gli spunti siano ovunque noi ci voltiamo, noi volgiamo lo sguardo, c'è sempre qualcosa da dire e da scrivere, perché la poesia si trova ovunque, in cada canzone. E mi dice Bukowski, la poesia qualcosa vale, dice, credetemi, impedisce di impazzire del tutto, e non è una cosa errata, è veramente così, aiuta. E questo ci ha aiutato a superare anche Auschwitz e tutti gli altri mali, quelli che purtroppo abbiamo ancora in giro, che forse non sono inferiori ad Auschwitz, perché sono sparsi in tutto il mondo. Auschwitz era lì, questi invece li abbiamo, adesso ricollegandosi appunto ai fatti che stanno verificandosi attualmente. Ecco, se vogliamo leggere, sì. En sosseros serenos, de nottes selenadas, ocro di espanto, si miran su carro, in su chelo istedao. Esamente si sparghete in sa cussoria manna es infinito. Ma no a sossego e pesande si perdete in su sarto celeste la canao, che torande in su mundo radichinas fungudas de misterio. Oh, dubbio predoso, survele maligna che mi sughese, su suzzo e sa orta, acclariti, i te cheres, cadego un imbratto i prughere, e chisina, in ronda che in suo tempo, in sa stanca si cadar de sa vida, non me lo sei sovego, a ti comprendere, e cantan sus puzzones, sas turturas che lucran sas costeras, circande sos caenter de verano, e cantan sar fontanas aghetande, ioculanas a su canula chedo e sos traguinos, in su mudore grogo e sos attonzos. Ma dego un imbrato e prugere e chisina, non mi resesso dego allo comprendere, si un cantor d'amore, o son lamentos. Ma tu ed meus, tu e che lo comprendes questo pretto, in via mila una giunta e pache, de piedosos carinos caentes, per caentare sul frittos corvarios, de cust'anima umbrosa de ghia. E torrene a fuggire, che in froghedas di spera e de vide, sorbrattos su murtios de su coro. Abbiate pazienza. Nelle serene serate, nelle notti brinate, occhi di meraviglia mirano il carro. Nel cielo stellato, la mente si estende nel grande vuoto dell'infinito, ma non trova la pace, e col pensiero si perde nel salto celeste sconfinato, cercando nel mondo le radici profonde del mistero. O dubbio di pietra, vampiro maligno che mi succhi il sangue dell'aorta, sii chiaro, cosa vuoi? Perché io, un pizzico di polvere e di cenere, a spasso col tempo nelle aride tanche della vita, non riesco a capirti. Cantano gli uccelli, le tortore che attraversano i poggi per cercare i caldi della primavera, cantano le fonti, mentre scendono cullandosi nel grigio letto dei ruscelli, nel giallore silenzioso degli autunni. Ma io, un pizzico di polvere e di cenere, a spasso col tempo nelle aride tanche della vita, non riesco a capire se son canti d'amore o son lamenti. Ma tu, mio Dio, tu che capisci il mio tormento, dammi un po' di pace, un po' di calde e pietose carezze per riscaldare le fredde valli, ombrose di quest'anima di ghiaccio, ove possano rifiorire con germogli di fede e di speranza i rami ormai smunti del mio cuore. Una cosa vorrei far notare, e capisco l'affievolirsi dell'applauso. La musicalità della lingua è enorme. Io, che pure mi occupo di lingua sarda, non nego di aver ricorso più volte alla traduzione, perché
ci dicono spesso, no, ma sai, in sardo certi concetti non riusciamo proprio a esprimerli, non ci arriviamo. Invece mi sono trovato, come con mi è capitato leggendo Predumura, ma anche Pepino Mereu e tanti altri poeti, ti trovi invece davanti a una ricchezza lessicale enorme, con parole bellissime, musicali, che oltretutto ti danno l'idea di una lingua attraversata da mille culture, perché ritrovi l'eco di ispanismi, di catalanismi, perché comunque ci sono delle distinzioni d'area. Seneca per esempio è più influenzata dal catalano, e trovi, se vai sul cagliaritano, tantissimi francesismi per esempio, frutto di tanti Savoia. Per cui un'altra cosa che mi piacerebbe che tu ci raccontassi è la ricerca linguistica, che fa parte del lavoro del poeta, perché non è tutto istinto e non è solo guardare, noi tutti siamo di su quello, noi ci alziamo la mattina, vediamo il cielo, le pietre, poi non è che produciamo la poesia. Quindi è vero magari che la poesia è insita nelle cose, però se no non esisterebbero i poeti, cioè saremmo tutti capaci di dare un senso. Faccio un'altra citazione che trovo qui a proposito, mi pare che sia questo, di Robert Frost. La poesia comincia quando un'emozione, e qui non leggo bene, è un po' cancellati, il pensiero, e un pensiero trova le sue parole. Dunque quando l'emozione, peccato non, quindi il pensiero ha trovato il pensiero e il pensiero trova le parole, e questo hai ragione. Ma per quanto riguarda il lessico, io non sono ricorso a nessuno stratagemma. Io sono nato in una famiglia agropastorale. Mio padre ha fatto il pastore, ha fatto il contadino, ha fatto un po' di tutto nella vita. Eravamo appunto perché una famiglia numerosa. Mia madre non sapeva né leggere né scrivere, per cui si parlava in sardo, in nuorese. Mio nonno, che è stato pastore dall'età di 6 anni, sempre col costume, già da quando è nato, allora 1871, coetaneo di Grazia Deledda, solo che hanno preso due strade diverse ovviamente. E lui era pastorello al monte, per cui parlava, e è diventato, anche lui, è diventato poeta, al contatto con la natura e con le bellezze del Monte Ortobene, tutta una vita, che all'età di 80 anni lui ha scritto la storia della sua vita, tutta particolare, la storia di un pastoreggio sardo nugoreso al quale avevano ammazzato il servo. Lui aveva 9 anni ed era così, il servo aveva 18 anni, insomma tutta una storia così, ma per dire, all'età di 80 anni ha scritto, veramente lui immaginava, pensava in ottave allora ovviamente. Poi mio padre, che sapeva leggere e scrivere, la sera andava e registrava. Questo era, per dire, in un nuorese non molto innido, come diciamo noi, perché allora non c'era la cultura appunto dell'esalima, del linguaggio. Ecco, mio padre, uguale, scriveva, lui, ma in quel periodo chi scriveva poesie, che le famiglie erano sa buona parte gente povera, per cui se uno con una famiglia numerosa sapevano che si metteva a scrivere cantone, le poesie, quasi era criticato, come a dire, ma lascia perdere questo macchignes e pensa alla famiglia che hanno bisogno di pane, eccetera. Quindi aveva una bella produzione che poi è andata persa proprio per questo motivo. E per quanto riguarda la lingua, io quando mi sono messo un po' a cercare di scrivere, perché qualcosa la pensavo sempre, si improvvisava tra amici, anche da ragazzine, da giovani, così, non facevate altro che attingere alla memoria. Ricordavo ciò come parlava mia madre, come parlava mio padre, come mi parlava mio nonno, che il primo afflatto poetico probabilmente
me l'ha fatto capire lui. Io ricordo, ero un uomo pacato, era basso, buono, né beveva né fumava, solo campagna, famiglia era stata. Quando andavamo ragazzini a trovarlo c'era una breve corte, una cortita, e c'erano tutti gli utensili, gli attrezzi, le brocche dell'acqua esterna, allora non c'erano ovviamente le condotte e così. A me mi veniva di guardare, di incantarmi osservando queste cose, il loggiato, perché ho loggiato fatto in coperto a lamiere, in Osalo Zeda, dove lì ci infilava l'asinello e magari si serviva anche come bagno, non so in quel periodo perché il posto. E io ci riflettevo, un giorno glielo chiesi, ma questa cosa, perché lui poi parlava di tutto, ci raccontava di poesia, di banditi al monte, di incontri, di poeti appunto che si erano anche rifugiati. E diceva che cos'è la poesia? Dico, ma perché parli sempre di queste... La poesia non te la posso spiegare, così mi disse. Io non la capivo, non è che mi stessi interessando di poesia, ma c'era qualcosa che mi spingeva a sapere, Guy. E ha detto, la poesia ce l'hai sempre davanti, ce l'hai dovunque. Ed è, come dire, saparagola muda, la parola muta. Saparagola muda che ti va vedere, che ti parla di questa cosa. Adesso quando sarai più grande lo capirai, è vero. Quando lui morì, io stavo anzi ero facevo il soldato quando sono rientrato, che ero entrato a Salazeda con tutti quegli oggetti, allora li sentivo parlare, hanno parlato di lui, della sua vita, hanno parlato della mia vita che stavo vivendo allora, le immagini, la paragola muda, quelle erano appunto le parole mute di mio nonno, erano le immagini, cioè delle cose che secondo bisogna vedere che come li guardi, con gli occhi del cuore oppure con una certa distacco, con un certo distacco a freddezza. E da lì ho iniziato a capire davvero cosa volesse dire, cosa poteva essere la poesia, dove poteva trovarsi la poesia. Infatti da lì ho iniziato. Come tutti ci si incontrava, ci si cantava. Poi mi ero messo in testa e avevo scritto anche un poemetto che poi non, in rime, in ottave, non l'ho mai pubblicato perché era il primo lavoro con tante di quelle ingenuità, eccetera, però l'ho conservato così, un domani i miei figli o nipoti vedranno loro cosa fanno, però l'ho conservato così. Poi metto su una mia esperienza che avevo fatto all'età di 30 anni e poi però mi sono messo, ho cercato di leggere i poeti di allora, ho cercato di conoscere meglio e insomma mi sono messa a scrivere. Allora ripeto, questo è per quanto riguarda che la poesia sarda è partita con la rima, con la metrica, con i vari modelli metrici, ottava, settenari, quinari, ottonari, nonari, eccetera, eccetera, e così via. Tant'è che io, anche nell'ultimo libro, Preda Sarvas, Pietri Bianchi, ho voluto rendere omaggio alla poesia nostra antica e anche alla memoria di mio nonno, che è il primo che mi aveva indirizzato in questo. Sono tutti in rima, però con le diverse, ci sono le quartine in decasillabi, ci sono le ottave che poi sono in una maniera come se fossero cantate in palco, perché abbiamo un concorso che si chiamano proprio ottava zabulu, cioè improvvisate, che le scriviamo come poeti, domande e risposte con un tema e poi si inviano lì e ci avevano premiato un altro mio collega. Per dire, quindi ho voluto mettere un po' nel libro molte di queste varianti, mutos, satittidu, che sono sempre in settenari oppure ottonari come i mutos, lo stesso, e le quartine possono essere appunto in settenari, possono essere in decasillabi, possono essere in nonari e così via, tutte le forme metriche. E questo libro invece Frunzasa, il precedente, è proprio le poesie libere, nel quale ci sono appunto quelle che abbiamo letto innanzi, che oggi la poesia sarda può essere rappresentata davvero in qualsiasi posto, europeo, mondiale e universale, veramente, perché i poeti sardi, lasciatemelo dire, quando partecipano a dei concorsi in continente, chiaramente
con la traduzione, raramente non prendono dei primi o menzioni che siano. Questo significa che la nostra poesia ha raggiunto un livello altissimo, un livello universale, che può competere davvero con la poesia di tutto il mondo, e questo è motivo di orgoglio. E questo è motivo di orgoglio anche per chi come me scrive in lingua, per cercare di dare ulteriore valore alla nostra cultura linguistica. Io ne ho scelto un'altra. Ne ho scelto un'altra, questa farà piacere alle signore, non che non sia già piacevole la nostra bellissima presenza, però c'è una poesia che a me ha fatto molto pensare, perché poi uno non ragiona molto sul fatto che le poesie tutti i maschietti le dedicano alle signore, e va bene, questo è un po' nel luogo comune, però Merechizinas è invece una poesia in cui ci si interroga sulla femmina, cioè sul rapporto tra il ruolo della donna, il rapporto tra l'uomo e la donna e il ruolo della donna. E mi piacerebbe che leggessi questa, poi magari la commentiamo cercando di non fare gaffe di alcun genere, perché è sempre difficile. Questa è una delle prime poesie che avevo scritto a un concorso a Siligo, nel paese di Maria Carta. Allora si faceva un concorso di poesia. Ed è cosa ho fatto? La memoria, ve l'ho detto poco fa. Ho confuso gli occhiali. No, voglio dire, io mi ero interrogato appunto del ruolo che la nostra donna svolge anche nei confronti dell'uomo in quei tempi, e non solo allora, che magari che non la trattano come merita di trattata la femmina, sia la mujer, che la volevano come volevano grazie a lei, sempre il suo vuchile in mezzo a schisinas, per cui è stata sempre male trattata, grazie a lei la prendeva per una di quelle, perché ha avuto l'ardire e il coraggio di scrivere delle cose che molti non dicevano e nascondevano, per cui la donna era sempre stata un oggetto visto davvero come un oggetto. E ho scritto Merechizinas, padrona dei ceneri. Ti facía samere in historias de Buda y Spinosas, corcada malavosa, e tue, femmina, mujeres os apretos, in horas de bisonzo, non fis considerada. Ti facía samere de cussorias seccadas, assutas a de humanos desizos, e tue, femmina, mannalita e latte, allattande peleas, non fis considerada. Ti facía samere de humor de vuquiles, brusiandes os annor de sa vida, e tue, sorre, sameres as chisinas a de sudore de tempus, non fis considerada. Ti facía samere un dadar de traschias in ranchias batallas, e tue, mama, in anticos anneos o disperas e imbezzadas, non fis considerada. Ti facía samere brivada e pessamento che in su coro stuvao e dolore, ma tu, visa, sa pontica e sa vida has compreso che vimos cantappare e ti sei fatta mere de so cervello tuo. E oppure, uomine, teracque vanidades e oie ha po compreso che non fiso un trasto disanimao, eppure dall'uoie ti considero opaco. Chiedo sempre scusa prima. Ti facevo padrona di stuoie di sala, spinose, distesa contro voglia, e tu, donna, moglie per comodità, per soddisfare i miei istinti, non eri considerata. Ti facevo padrona di secche terre asciutte, di umani desideri, e tu, donna, una mucca da latte, allattando i tuoi affanni, non eri considerata. Ti facevo padrona dei fumi del focolare, ove bruciavi gli anni della vita, e tu, sorella, padrona delle ceneri, dei sudori del tempo, non eri considerata.
Ti facevo padrona di ondate di bufere, di lotte disperate, e tu, mamma d'antichi tormenti e di vecchie speranze, non eri considerata. Ti facevo padrona privata del pensiero, col cuore scavato dal dolore, ma tu, figlia, il ponte della vita, hai capito che avevamo gli stessi diritti e ti sei appropriata del tuo cervello. Anch'io, uomo, schiavo dell'egoismo, oggi ho capito che non eri un oggetto, eppure, ancora oggi, ti considero poco. Oh, questa poesia è del 1980. Quindi diciamo che a me ha colpito molto, poi a prescindere, cioè, sono tante molto belle, però questa mi ha colpito molto perché è una riflessione onesta. Allora, arriviamo a Orizzonte sul destino, come diceva Peppino Meleu. E questo libro, per Ada Sarvas, è quello dove c'è dentro la poesia in rima. A me mi ha colpito molto, ci vorrebbe qua con noi l'amico Duilio Caocci, che è professore di letteratura sarda all'università, che ha sempre la battuta di spirito, si conosce, si ricorda soprattutto tutte le rime che io invece non ricordo. Però c'era una in particolare, no, che un'ottava in particolare, dove un poeta rimproverava all'altro di non avere la misura delle parole. In realtà con una sola rima gli diceva due cose: una che si era espresso in maniera maleducata, e con l'altra che non aveva rispettato l'endecasillabo. Che in realtà la poesia tradizionale, la poesia tradizionale, ma la poesia non solo sarda, in rima, che rispetta quindi quella metrica, è un modo per darsi una regola, per racchiudere un pensiero secondo uno stile, anche secondo l'occasione, che non tutti i tipi di versificazione sono adatti a tutti i modi di scrivere, no? L'hai detto tu stesso, Sattitido, quindi il canto funebre, ha un certo tipo di versificazione, una certa metrica, il sonetto un altro tipo di metrica, però è anche incredibile come spesso degli analfabeti che poi andavano a cantare sui palchi sapessero fare delle terzine incatenate dantesche in sardo senza avere mai studiato Dante. Una competenza trasmessa per via orale pazzesca, in mano a delle persone che poi nella realtà è ovvio che tuo nonno non te lo potesse spiegare. No, Giulian Giuni parla del sapere della mano. Questo è un problema che io ho con mio babbo, purtroppo è così, che ogni volta che gli chiedo fammi vedere come fai quella cosa, lui mi dice guardalo, perché la spiegazione, cioè non c'è il bugiardino, capito? Cioè la spiegazione è insita nelle cose, guardi e impari. E così è anche probabilmente è stato anche per tuo nonno e per tutti i poeti: scurta e imparasa, non te lo posso spiegare, succede così e basta. Allora, per chiudere leggiamo 4 ottave di 4 ottave che sul tema materia e spirito. Giovanni legge il sardo, io poi ve le traduco. È chiaro che non sarà, non ha, cosa facciamo? Tutto e tutto? O un'ottava? Ma io direi così, leggo la prima e tutto. Ok, io traduco, perfetto, facciamo così. Leggiamo un po' che... Si parlava appunto della metrica, perché ancora oggi molti poeti, anche di esperienza abbastanza nota, confondono quando scrivono in rima. Molti non leggono bene gli altri, oppure sono molto pieni di sé e allora pensano che sia tutto racchiuso, tutta la verità in ciò che loro sentono e scrivono. Voglio dire che un endecasillabo uno lo conta così, può essere di 11 sillabe, però il verso può essere o corto o anche lungo, dipende appunto da come vengono inserite le parole all'interno, da come si uniscono le vocali che formano, oppure lo iato, eccetera. Tutta una situazione che bisogna essere. Però voglio dire, anche i poeti improvvisatori, i grandi, non hanno studiato la metrica, non l'hanno studiata, quelli se l'avevano dentro. La poesia, quando è dentro, che abbia studiato, essere un letterato o meno, non aveva e non ha tuttora importanza, se non
per avere un grado molto superiore in fatto di universalità, voglio dire. Quindi ancora oggi faccio parte di molte giurie di premi come arte, quando ci riuniamo e che vediamo che alcuni che poi ne commentiamo diciamo ciò che si dice, tu prova a cantarla, il verso, cantalo. Tu se ce l'hai veramente dentro la musica, il verso scorre, deve scorrere, altrimenti non ti conti con le dita, perché un verso giusto, a seconda come cade l'accentottone, può essere di 11 è il normale, in decasillabo, può essere di 12 e anche di 13, dipende anche dalla chiusura della parola, se sdrucciola, bisdrucciola, insomma vari modelli sono questi. Questa è l'ottava in decasillabi ed è ripeto, in questo concorso, che sono proprio ottave Sapolo, ottave come fosse una gara poetica, per tenere viva lo fanno proprio questa tradizione. No, per carità, la mia voce poi non è adatta al canto. E il tema era materia e spirito. Abbiamo scritto con questo mio amico di Posala, un grande poeta, e ci scambiavamo. Lui è partito, mi manda per telefono, per email, e io poi per email. E poi io rispondevo così, che abbiamo fatto. Erano 10 e 10. Noi ne presentiamo 4, se no vediamo. E questo è l'amico, Ignazio Porchetto. E inizia proprio come se fosse in gara. Pustir da zico e disizzato, paso, tornamos a cantare dai noi. Comodo un zuno che su tema su, dai billettes piegados a caso. E tento de ti vaches persuaso, capo su tema mezzo adesso tu. Te lo unaro convinto e a saseria che mi sto cada in parte sa materia. Dopo un po' di riposo meditato riprendiamo di nuovo. Dopo un po' di riposo meditato riprendiamo di nuovo a cantare, ciascuno di noi con il proprio tema, scritto in foglietti estratti a caso, e cercherò di farti persuaso che il tema mio è migliore del tuo. Con serietà lo dico, e mente seria che mi è toccata in sorte la materia. E io risposi: non ti convincas, che non è sicuro a su tuo, su tema digno mio, che mi ha dato la sorte, che in impreo e che in braga lo canto, che è profondo, che respiro esanima e su mondo, che avrò ribida che insino ed eo. Procusso se mi vanto a scomprendere, che mi tocca si spirito a difendere. Non ti illudere che non è secondo al tuo tema, non ti illudere che non è secondo al tuo il tema mio dignitoso, che mi ha dato la sorte, con impegno d'orgoglio lo canto, che è profondo, come respiro d'anima del mondo, e fiorisce di vita come in Dio. Perciò mi vanto, mi devi comprendere, perché lo spirito devo difendere. E mi risponde: come te vagues, amigo, a bantare ese spirito che sempre scostruito? Se non l'ha mai toccato un invidio, ti pare che lo possa giudicare? A me, dai quando sono nascido, piaga me da videre e toccare. Toccando a bortasa non visto in saeste, ma su chi tocco spirito no este. Ma come fai, amico, a elogiare lo spirito che agli occhi si nasconde? Se non si fa toccare né vedere, come pretendi tu di giudicarlo? A me, dal giorno in cui sono nato, mi piace tanto vedere e toccare. Toccando, a volte, rimango contento, ma non è spirito quello che tocco. E rispondo: ma su chi toccas tue è cosa morta, che non andati in giusto o al revesso. E stu non peso e badas, sempre al resso, che ne seno e vida, o alla esorta. Sino a su carino o qualche volta desi spirito mio un attraesso, che li manca de issu su sentiu in coro de sorviventes costruiu. Ma quello che tu palpi è cosa morta che non cammina dritto né al rovescio, perché è un peso inerte, sempre fermo, senza alito di vita o moto d'ali. Se non ha una carezza, qualche volta, del mio spirito di soffio vitale, gli manca di esso il senno, l'intelletto, che s'annida nel cuore dei viventi. Chiudiamo, perché diciamo il succo è veramente all'interno, però non vogliamo stancare. Facciamo le ultime due. Tanchende, naro, calzico è diverso su che penso, desas partes che amustento, dice l'amico. Estinissas chi tiene a fundamento os incantos de tutto l'universo.
e se l'ha negato in qualche verso, non fidegai che in suo pensamento, spirito e materia sono essenza di tutto canta la nostra esistenza. Terminiamo in pace, ovviamente. Ora chiudo ammettendo che è diverso ciò che penso e riguarda i nostri temi. Hanno in loro sicure fondamenta le meraviglie di tutto l'universo. Seppure l'ho negato in qualche verso, non era certo quello il mio pensiero. Spirito e materia sono l'essenza di tutta quanta la nostra esistenza. E chiudiamo con l'ultima mia. Come samano porremi che frade e sereno so impare camminamos. Tanti schimusu, chi solo non andamusu a per un'ala, che ne amistade non respira sa santa veritade, che tu ed ego sa vita li damus. Pro che sia se esistere cosa seria, che si spirito vero e sa materia. Dammi la mano come un fratello e sereni insieme procediamo, coscienti che da soli non andiamo molto lontano. Senza l'amicizia non si regge la santa verità, perché entrambi la vita le doniamo, affinché sia l'esistere cosa seria con lo spirito vero e la materia. Chiaramente sul palco è un'altra cosa, però l'idea dello scontro, io ricorderò sempre a Seneca che tempi di risposta tra un'email e l'altra. Che improvvisazione era, insomma, se era un'improvvisazione oppure... Più o meno sì, improvvisazione, perché se fosse da retta al mio amico io non avevo tempo, lui aveva più tempo, poi sul canto, perché improvvisa anche abbastanza bene. Come mi arrivavano, mi dicevo, io ero al monte, allora stavo facendo anche altre cose, no, d'estate. Adesso speriamo che un paio di giorni, e domani mattina mi arrivava l'altra, se non la sera sul tardi, ma veramente. E come arrivava la sua, poi ti dava lo spunto e tu la prepari, però io me la C'era preparo. un tempo di... No, non c'è niente. Relativa. Questo dipende, no, perché è scritta, come adesso sul palco sì, non ha tempo, uno deve rispondere immediatamente, allora noi avevamo il tempo di meditare, anche di correggere qualcosa, e ce la spedivamo. Poi c'era la scadenza del concorso, magari fra un mese o così, e si mandavano poi le poesie completate, già però meditate. Cosa pensa che sarebbe utile anche nel palco, dargli un minimo di tempo, dargli i temi una settimana prima, ad esempio? Non credo, non accetterebbero perché La sfida per orgoglio. poi si raffredderebbe la mutta, come si dice, no? Proprio l'improvvisatore è così. Se noi notiamo, eccetto alcuni, anche grandi improvvisatori, quando si mettevano a scrivere non rendevano, veramente. Invece improvvisavamo, anzi, e tu come mi dai la risposta, magari ce l'ho già in mente una mia risposta, però quando tu mi dai l'ultimo verso, allora mi riallaccio lì. Ed è una cosa che qualcosa l'ho fatto, certo non a livello, anche improvvisando anch'io quando stavo iniziando. Voglio dire, ed è difficile che possano accettare loro la sfida della gara scritta, così. Perché improvvisare per loro è così. Ma poi biglietti, no, sono capitati anche temi brutti, no? Non sempre temi spirito e materia, sono temi alti, ma sono capitati anche temi brutti, tipo la bara e la culla, cioè che uno dei poeti da cantare la bara, anche di peggio. È vero, no. Ma infatti noi non è che partecipavamo spesso a questo, il mio amico ed io abbiamo accettato questo di partecipare perché il tema era bello profondo, insomma, questo dove tu potevi entrare, cercare la poesia, cercare Dio, cercare quello che vuoi. Materia scritta è stato davvero un tema, tant'è siamo andati al primo premio, comunque veramente era un bel tema, questo è sì, no, stavo per parlare di Sebastiano Satra, un fatto curioso, siccome era anche un ironico, Spinozato, oltre che un grandissimo avvocato e un grandissimo poeta, era anche uno che ci stava bene a Nuoro, con la gente fittiana di tutti i giorni, ed era lì vicino dove abitava, Piazza San Giovanni oggi nostra,
allora Piazza Cavallotti non era come oggi, ovviamente Nura, anche se non molto è progredita purtroppo. E c'era il mercato che lì Piazza Cavallotti che stava a 100, manco 200 metri dalla casa di Bustiano Usata. Si andava di tutto, la carne, le macellerie, di qualsiasi. Un giorno lui aveva un cane, Bustiano Usata. Questo cane era sciolto, a passeggio, e una volta si rubò un pezzo di carne, di polpa al macellaio. E Bustiano Usata usciva tutte le mattine a farsi la solita passeggiata. La mattina, l'indomani mattina, come passava lì, vicino alla Saboccato, dice, no? Avvocato dice, mica un po', no. Ma sì, un cane, minchia furata, se un cane mi ruba un bel pezzo di carne, cosa devo fare? Ma me lo devo far spaccare? Beh, se tu sai di chi è il cane, è giusto che pretenda. Sì, Ghilisco, no. Certo che lo so. E di chi era? Su ovi, Saboccato, su me ovi. E che a te stanno aiutando? Che tu francos? Vabbè, fa finta di mettere, veramente un fatto succede, di mettere le mani in tasca. Aspetta, no. Tu mi hai spedito un consiglio, tu mi hai chiesto, non era un consiglio, ma era una consulenza. Una consulenze vanno pagate, lo so. E cantei Saboccato, che tu franco, se no, non sta. Veramente ne fatto, questo è molto simpatico, ma sono altri aneddoti che Bustiano Usata, che poi un altro poeta che Bustiano Usata, antico, Zio Daga, chiudo, che improvvisava, quest'uomo era un contadino, ma andava a scuola, premetto, ed era molto bravo. Bustiano Usata era a Macchiao, era innamorato questo poeta del Seneco e andava quasi tutte le sere a casa sua perché voleva consigli. Bustiano Usata del Zio Nicola Daga. E questo era una persona divertiva, andava a Sosseranos, allora sala da ballo, allora primi anni del Novecento, e divertivo, però non trascurava il suo lavoro. E siccome era buffone più di Sebastiano Sata, cioè ironico, lui canzonava tutte, cantava. Un giorno aveva scritto alcuni versi contro, non so, pare fosse una donna, e così questa la voleva, insomma, l'ha denunciato, chiamato a Zio Daga dal giudice, non so, di pace allora, hanno chiesto cosa, lui invece di rispondere a parole si è messo a cantare, così, cantava dei versi spiegando il motivo che l'aveva spinto a, vedete, dice il giudice, quest'uomo la poesia ce l'ha dentro, no. Il canto ce l'ha dentro, dice, non si può, lui canta come parla, dice, non si può condannare il canto, non si può condannare la poesia. L'hanno lasciato, non gli hanno fatto niente, tutta una cosa, e poi sono altri aneddoti, però il tempo sta passando e quindi non possiamo, che un'altra l'ultima, dai. Daga, sembra Suserano, la sala da ballo. Lui, mentre ballava, c'era una ragazza che allora poi era in costume, sì, lui aveva notato, aveva sempre l'occhio maligno, era un po' così, un po' robustella, ed era veramente incinta, cosa che lui non sapeva. Subito si era messo a ironizzare, eccetera. Quando gli dissero, che poi appurò che fosse la sorella, la ragazza che era incinta e non era né sposata, no, come sta bene, come te scrive, non ricordo quei versi, come sta bene che per uso non mutta, che ponza avreno a questa limba che io chi accutta, come sta bene che non mutta, sta bene che non mutta, che ad onzi argaria so pieno, dego, poi spieghiamo, istuttando fuoco il loccanzeno, sente stato un momento, tutta a lutto, poi si che stava a criticare, eccetera, invece era il fuoco. Il danno era per nessuno. Grazie, è stata una mattinata. Grazie a tutti.